Allora, innanzitutto abbiamo sottolineato una cosa in conferenza stampa, è una bella sfida quella che prende in questo momento. Certamente una provincia complessa, molto grande, va dal confine alla montagna una realtà produttiva importante, a squadre eh, importanti, basket e calcio, al mare, quindi una realtà veramente complessa. Senta, è una frase abusata per quanto riguarda il termine giornalistico, però viene sempre in automatico. I suoi primi 100 giorni? Capire, conoscere questo lavoro così diverso da quello che ho fatto nell'ultimo periodo e conoscere la realtà dell'intera provincia, perché solo conoscendo bene il tessuto sociale, le criticità, le istituzioni, le varie realtà sociali si può decidere con efficacia la linea da seguire. Soprattutto una cosa importante, primo questore donna del capoluogo del Friuli. Sì, bella sfida, anche per questo ringrazio il capo della polizia, i vertici, il dipartimento che hanno avuto fiducia in me, eh, però ritengo che non ci sia differenza da un questore uomo, se non le naturali differenze di genere, insomma, cioè quelle specificità che uomini e donne hanno e che devono sfruttare poi per raggiungere comunque il medesimo risultato, che è quello di lavorare con efficacia. Non resta che dirle buon lavoro. Grazie, un saluto a tutti.